Per contrastare chiaramente dei fenomeni che vanno contro quella che è l'etica e il patto sociale che ci siamo dati, bisogna misurare nell'ambito territoriale qual è l'incidenza e sotto tutti i punti di vista, chiaramente capire come si insinua, qual è lo stato dell'arte, e per cui l'osservatorio è molto importante per raccogliere questi dati e al fine di attuare delle misure per contrastarlo nel modo più efficace possibile. L'emozione ma anche l'onore e la consapevolezza che lei sta provando nell'assumere questo ruolo importante. Beh, ne sono molto onorato e immagino che venga premiato un po' l'impegno che stiamo portando avanti come fondazione e spero di essere all'altezza, ecco, e mi dedicherò appieno diciamo, a questa attività perché veramente ho a cuore la sorte di tantissime donne che non stanno vivendo una vita piena e felice, e quindi l'idea è proprio di far sì che queste donne primo non siano vittime di femminicidio e secondo possano godere di una vita che è un dono che ci è stato fatto, che è sacro. Quando accade il fatto drammatico l'opinione pubblica si indigna, ma è molto più complicato e più complesso darci delle risposte sul perché delle cose accadono, delle cose così terribili e così drammatiche. E allora l'idea di costituire un osservatorio è esattamente finalizzata a indagare le ragioni profonde, anche connesse alle strutture sociali, da cui deriva la violenza contro le donne. L'osservatorio dunque avrà il compito di comprendere meglio il fenomeno, analizzare ciò che non funziona anche per esempio nella rete di protezione, e poi potrà avanzare proposte ai soggetti terzi a partire dal Consiglio regionale per interventi più efficaci per contrastare la violenza contro le donne. È un passo avanti importante che abbiamo fatto all'unanimità e con la spinta di tantissimi consigliere e consigliere, in particolare la collega Cecchetto, e quindi un'alleanza trasversale per rendere la nostra regione una società più giusta e più paritaria. L'osservatorio che si insedia oggi ha una peculiarità. Abbiamo un presidente onorario che è un uomo e un componente che è un uomo. Questo perché è importante che al fianco delle donne in questa battaglia ci siano gli uomini. È una questione di sensibilità, è una questione di sensibilità diversa da quella femminile. Quindi il coraggio di questo Consiglio regionale, io ringrazio la collega Camani per avermi fatto partecipe di questo progetto di legge molto importante per la nostra regione, l'importanza di avere gli uomini al fianco delle donne. Noi il coraggio ce l'abbiamo, ma abbiamo bisogno della loro forza per poter combattere questo fenomeno sociale che continua a diffondersi.